cure palliative si occupano di pazienti affetti da patologie inguaribili e assistono i pazienti attraverso una rete di medici e infermieri a casa e in strutture protette quali sono gli hospice. L'Hospice San Giuseppe, che nasce nel 2006, fa parte della rete di cure palliative dell'ULSS 9, insieme ovviamente alle cure palliative domiciliari e agli altri hospice. È una struttura con 14 posti letto dedicati ai pazienti con malattia, prognosi infausta, e qui vengono accolti quei pazienti che a domicilio non possono proseguire l'assistenza domiciliare per svariati motivi, dal motivo sociale al motivo strettamente legato alla propria patologia. Qui vengono assistiti dando particolare attenzione non solo ai sintomi legati alla malattia, ma anche a tutti quegli aspetti sociali, spirituali, assistenziali, relazionali tipici di questo periodo di fine vita. E qui il lavoro si viene a svolgere in equipe, con un'equipe multiprofessionale che appunto è dedicata ad assistere i pazienti in tutti questi aspetti. Dietro di me potete vedere l'ingresso dell'hospice di Marzana. Gli hospice sono uno dei nodi della rete di cure palliative, assieme al domicilio, alle consulenze nelle case di riposo, alle consulenze negli ospedali. E ricordiamoci che le cure palliative, l'assistenza del fine vita è un diritto esigibile dal cittadino secondo la legge 38 del 2010. Il compito dei medici, degli infermieri e degli OS che lavorano in cure palliative è quello di occuparsi della sofferenza fisica di queste persone, quindi il controllo dei sintomi che possono comparire a mano che ci avviciniamo al decesso, che non riguardano solo il dolore. Certo, il dolore è una componente preponderante, ma abbiamo tutta un'altra serie di sintomi che vanno a ridurre la qualità di vita di queste persone. Chiaramente il lavoro sui sintomi è solo una piccola parte del lavoro che facciamo, perché siamo ben consapevoli che la sofferenza di queste persone è una sofferenza di tipo globale, che quindi riguarda anche la loro sfera sociale, psicologica e spirituale. Da dicembre 2020 abbiamo iniziato con un progetto per quanto riguarda le cure palliative a domicilio, per cui l'assistenza dei pazienti e dei caregiver, e poi siamo proseguiti sempre come psicologia territoriale da gennaio di quest'anno, dove siamo praticamente tutti integrati all'interno dell'UOC cure palliative del dottor Trivellato. Il lavoro che noi facciamo prevalentemente è cercare di supportare i pazienti a domicilio, cercare di fare in modo di migliorare dove è possibile la loro qualità di vita, oltre al discorso del dolore, ma anche dal punto di vista psicologico, e aiutare i familiari a gestire questi grandi momenti di passaggio e di attesa. Poi abbiamo istituito anche un supporto per quanto riguarda l'elaborazione del lutto. Difatti, per darvi dei numeri, da quando abbiamo iniziato solo a livello domiciliare abbiamo seguito circa 130 pazienti, e mentre per quanto riguarda l'elaborazione del lutto più di un'ottantina di familiari che avevano bisogno di questo supporto, dove c'era un lutto sia complicato che un lutto normale. Da quest'anno poi abbiamo iniziato anche a fare un lavoro all'interno dell'hospice, dove seguiamo sia i pazienti che i familiari, per aiutarli anche loro a gestire momenti di particolare difficoltà, e sempre riguardo al discorso dell'accettazione dei limiti della condizione della malattia. Stiamo facendo anche un lavoro di formazione e di supervisione all'interno dell'hospice agli operatori, una formazione sul campo per aiutare anche loro ad avere una loro attenzione e disponibilità rispetto ai pazienti, che oltre all'aspetto sanitario ci sia anche l'aspetto di tipo psicologico. Poi abbiamo fatto un lavoro con il Conservatorio di Verona, con la cattedra di musicoterapia, dove abbiamo fatto un progetto che partirà sia a livello domiciliare sia all'interno dell'hospice, e faremo poi un lavoro anche di ricerca su che cosa effettivamente la musicoterapia funziona, e questo partirà da settembre.